Il re Alessandri al tirà d'ogni grandi sforzi e al marchià quintri di Demetri. I due re attaccare in battaglia e l'esercito di Demetri al fat schiampà. Alessandri corre da Ur e iu batté. Si combatté senza padin finché il sorelli non le a monte e in quel dia al colanche Demetri. Alessandri al mandà mes di Tolomeo re dall'Egitto con questi speraulis. Ve, o soi tornato al mio ream e mi soi sentato sulla sente dai miei vons. O è tornato a chiappare il comando e ho battuto Demetri. Lui aveva chiappato il mio ream, ma io gli ho fatto guerra e lui e il suo esercito sono stati sbattuti dal Nestri e non si sono sentati sulla sua sente regale. Perché non fasino un po' di amicizia fra noi? Tu lasciami chioli tuo fie, io diventerai tuo ginar e ti darai a te e a ie regai degni di te. Tolomeo rispondè, fortunata è la giornata che tu sei tornato e tiere dai tuoi avons e che tu ti sei sentato sulla sente dal loro ream. O fasarai ciò che tu proponi ste to lettere, ma non inquintrimi fin tremai a Tolemaide, perché poi di viodisi in muse e io o diventerai tuo miser, come che tu has domandato. Tolomeo al partì dall'Egitto con le fie Cleopatre è arrivato alle Maide, talan 162. Il re Alessandri le inquintri. Tolomeo ide sue fie Cleopatre e al fasel sono viziare in Tolemaide con grande pompe, come che gli usanze dei res. Il re Alessandri iscrive anche a Dionate perché le si inquintri. Lui alle a Tolemaide con una grande parade e si incontrò coi due res. Urufrì a loro e loro amis, Aur e Arint, e un evore di regai, e al chiattà grazie ai loro voi. Però la piesa rassata di Israele, che aveva intradito la legge, si mettero d'accordo quintri di lui per metterlo a mal, ma il re non gli ascoltò gran. Investite il re al comandare di chiavagli a Dionata la sua montura e di rivestirlo di purpura, e così è faseri. Il re lo fasè sentare ogni di sé e urdisè ai suoi graduati. Passait la città fur par fur insieme con lui e berlait che nessun nociri di metterlo a mal per nessuna ragione e che nessun i fasi malegracis di nessuna sorte. Quanche che lo avevano mettuto a mal, a vedere in tutti gli onori che i fasevano, come che aveva fatto berlare il re e che gli era stato rivestuto di porpore, a fuiri di tutti. Il re lo colmà di onori e lo segnò fra i prince dei suoi amici e lo nominò comandante e governatore de province. Poi dopo Gionata al tornare a Gerusalemme contenta in pace. Talan 165 Demetri, figli di Demetri, dicrete al vignite tiere dei suoi vons. Il re Alessandri, quanché al vignia Savelu, si avvilì che mai e al tornare in Antiochia. Demetri al nomenà Apoloni governatore de Celesirie e che, da donde un grande esercito, al vignia compassi des bandi di Yamnie e i mandai prince predi Gionata che est mes. Tu sei l'unica mettiti quintri di no, e per colpe to mi ridin e mi sbelein. Perché ti fasi tu forze quintri di no stant su pe month? Se tu sei proprio tan sicuro de to forcis, ven io quintri di no in tal plan e misurin siculi, perché che io o hai da ur la forza de città. Informati e tu savaras qui che so io e qui che son che gli altri miei alleati. Ti disaran, non rivares a tigni salti il pide nan di no, perché che già dos volti si tiei von se sono stati sbattuti di no in te l'ortiera, per la quale non tu rivaras a tigni teste alla cavallerie e un esercito come il nostro in tal plan, là che non dè ni crete, ni foran, ni luc di là parase. Quanche Gionate a sentì gli speraulis di Apolloni si inrabbià. A scelge di 1000 oms e gli essi di Gerusalemme.
Sofrà di Simon, i vigni inquintri per dargli una mano. S'incampà d'ogni di Ioppe, ma la inte veve sierà della città, perché che a Ioppe aliera un presidio di Apolloni. Iderin la gaffe, la int di Ioppe spirtas, i vergerin, e Dionate al chiapà Ioppe. Apolloni al vignia Savelu, e al prontà 3.000 chiavai, e un gran esercito, e al marchià quintri di Asdod, come calves vut intentions di là di che bande, ma colpa voltà viers de plane, perché calveve una chiavalleria ben fornide che dava sicurezza. Gionate i corre da Ur de bande di Asdod e gli eserciti attaccare in battaglia. Apolloni aveva lasciato 1 miliardo di chiavai platas da Ur di loro. Gionate però si era inacquarzut che aveva un pericolo da Ur de spallis. Loro a cerclare li soschieris e a traere in frecis quintri de sos truppis di buinore fin tremai sozzera. Ma li truppis a tignire in dur, come che aveva ordinato Gionate, biel che i chiavai di che altri si scanarin. Allora Simon al fase vignin denant li soschieris e al frontà la falange e stent che la cavalleria iere sfinide, a fuori in battus e a stiamparin. I cavalieri si disperdero in tal plan, e che gli altri allerin a pararsi in Asdod e entrarin in Bet Dagon, tal templi dal lor Dio, cirint salvamento. Gionate i de fucas Asdod e all'istessità d'ulintor, arraffà tutta la loro robe e al brusà anche il templi di Dagon, con tutti che ierin lazza a pararsi. Il numero dei muars di spade e dei muars di fuc altrussai vodmil di loro. Daspo Gionate agli aval campamento di lì e si campà in face di Ascalon e la indesitat i vignin quintri con gran onors. Così Gionate al tornare in Gerusalemme cui sei oms chiamati di robe rafade. Il re Alessandri, sentit che stis novis, al volea onorare anche modi più Gionate. I mandà une fibbie d'aur, di che si è in consuetudine d'aur ai parenti dei re, ed è la paronanza di Ecron e di tutti gli stieris d'Olintor.